Siamo all'economia con la crisi del settore trasporti. Air Italy chiude la porta. Nessuna proroga, l'ultimo volo della continuità territoriale ad Olbia sarà il 30 marzo. Sono stati i vertici della società a comunicarlo ufficialmente al presidente della regione Francesco Pigliaru e all'assessore ai trasporti Carlo Careddu nel corso di una riunione a Villa Devoto. Una scelta che dopo la sconfitta nella gara d'appalto vinta da Alitalia assomiglia ad un addio. Certo, la compagnia continuerà a lavorare in Costa Smeralda, nell'aeroporto di casa, ma perderà le due rotte più importanti. Motivo: l'azienda non avrebbe aerei a sufficienza per garantire quelle tratte per circa 2 settimane. Ma i timori più pesanti riguardano il futuro della compagnia nell'isola. Il no alla proroga sembra l'ultima tappa di un disimpegno avviato con l'apertura di Malpensa e culminata con l'appalto perso. I sindacati chiedono ad Air Italy di accettare la gestione della continuità ad Olbia senza compensazioni economiche per un anno. Un jolly che consentirebbe di stracciare la gara vinta da Alitalia in Costa Smeralda.